Chi l'ha detto che attendevamo da tanto tempo? Noi il Golbet abbiamo sempre vinto, quindi non c'erano rivincite da cercare. Era una partita come un'altra, l'attendevamo perché loro stavano davanti a un punto e ci tenevamo a chiudere davanti la fine del girone insieme a Pisana. Guarda, stasera abbiamo ritrovato due pezzi, abbiamo ritrovato Artistico e Zampe. Però a prescindere da chi c'era e chi non c'era, abbiamo visto che pure la partita prima con Atletico Fiumicino mancavano tante persone, abbiamo ricominciato a giocare da squadra, da cotta, un palla a terra, scambi veloci e a giocare bene, insomma. Una partita abbastanza corretta, insomma. Poi magari, cioè, nel senso, non so che cosa la gente si aspettava, non so pure gli organizzatori della Lega che cosa si aspettavano, visto che hanno mandato una persona a controllare e un buttafuori, un ragazzo comunque molto muscoloso che non ho mai visto in altri campi, insomma, cioè, così non si fa il bene della Lega, si alimentano solo delle tensioni, perché io mi giro e vedo che c'è una persona che solitamente non c'è e capisco che c'è prevenzione nei confronti di determinate partite, determinate situazioni. Allora mi chiedo se il Cotton Club è diverso dalle altre squadre, visto che si usano degli accorgimenti e delle attenzioni particolari. Tutto qua. Complimenti, alla prossima, Grazie. Presidente Maurizio Giuseppucci.